Dopo mesi di banchine deserte, un raggio di sole per il porto di Chioggia. Domenica 14 ottobre, infatti, allo scalo dell'isola Saloni, attraccherà una nave da crociera con ben 900 passeggeri a bordo. Si tratta della Braemar, scafo costruito nel 1993 e battente bandiera di Bahamas, in questo momento in viaggio nello Ionio tra Malta e le coste del Montenegro. La nave, di stazza 3.000 tonnellate, appartiene alla compagnia Fred Olsen. Nelle ultime settimane ha condotto i suoi ospiti, per lo più cittadini nord europei e americani, lungo vari porti nel vecchio continente, da Rouen a Honfleur, da Southampton a Malaga. La Braemar arriverà alle 9 e ripartirà alle 17. 8 ore quindi per scoprire le bellezze di Chioggia, la sua cucina e acquistarne i prodotti attraverso un tour guidato della città. Quasi 1000 persone in un sol colpo non sono certo una cifra indifferente, anche a impatto visivo. Chissà se questo transito estemporaneo si potrà trasformare, complice l'escavo dei canali, in una ulteriore fioritura del settore, come negli auspici dell'amministrazione comunale, delle categorie economiche, dei lavoratori portuali e delle autorità di sistema per l'Alto Adriatico. Sono state terminate e consegnate alla supervisione del settore lavori pubblici del comune le opere di manutenzione straordinaria al sottopassaggio che da Ridotto Madonna conduce all'ospedale, resesi necessarie dopo i ripetuti allagamenti nel recente periodo che lo hanno reso impraticabile. Dalla fine di settembre le squadre operaie della Uretec di Bosco Chiesa-Nuova sono entrate in azione per risanare la zona, soggetta a infiltrazioni d'acqua. Allo scopo era stato istituito anche un divieto di transito per veicoli e pedoni. L'intervento ha iniettato una resina espandente e un gel saturante con una pompa a bassa pressione per impermeabilizzare esternamente le pareti interrate in corrispondenza dei giunti, in modo da contrastare definitivamente la pervasività idrica all'interno della struttura. La sanità nel territorio è sempre al centro del dibattito politico. Oggi dalle ore 18, nella sala polifunzionale del Comune, il Partito Democratico ha organizzato una conferenza stampa per discutere gli effetti del piano sociosanitario della Regione Veneto per gli anni 2019-2023. All'incontro partecipano il vicepresidente del Consiglio regionale Bruno Pigozzo e la capogruppo consigliera a Chioggia Barbara Penzo. Il focus dell'iniziativa sarà comunicare i cambiamenti per l'ospedale e le strutture di prossimità nei comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona. Sono stati infatti invitati a presenziare anche i 3 sindaci Ferro, Tommasi e Panfilio, oltre alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di volontariato sanitario. Torna in campo la Clodiense Chioggia Sottomarina dopo la cocente sconfitta di Arzignano. Per i 16esimi di Coppa Italia dilettanti, la formazione granata affronterà oggi dalle ore 15 allo stadio Ballarin i veronesi dell'Ambrosiana, rivali delle ultime stagioni, prima in eccellenza, poi in Serie D. Le due squadre si affrontarono a Rosà il 6 gennaio 2017 per la finale di Coppa, decisa a favore dei lagunari da un gol su punizione di Abrefà, che dovrebbe essere in campo anche oggi. In questa stagione la squadra di Sant'Ambrogio di Valpolicella è stata inserita nel girone B del campionato, quello lombardo, dove staziona nelle parti critiche della classifica con 4 punti dopo altrettante partite, esattamente come la Clodiense. Anche in vista dell'impegno di domenica, sempre a Chioggia, contro gli altoatesini del St. Georgen, Mattiazzi potrebbe approfittare oggi per fare un po' di turnover, anche se il passaggio del turno, sperabilmente entro i 90 minuti, è un obiettivo ambito della società. Squalificati Pellizzera e Pregnorato dopo la battaglia di Campodarsego, il tecnico potrebbe dar spazio ai vari Granziera, Acampora, Herman, Ceconello e Levé, finora meno impiegati, mentre Nappello sta continuando il proprio recupero in vista dei prossimi appuntamenti. L'incontro odierno sarà arbitrato da Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa. Insomma, non se ne può più, questa CAM continua con queste offerte fuori di testa. Pensate che le orate da 300 e 400 grammi e i branzini da 400 e da 600 grammi sempre a 5 euro al chilo, con casse rispettivamente da 3 e da 6 kg. Insomma, non mancate questa offerta, che è una cosa fuori di testa. Forse vogliono fare morire i supermercati, chissà.
L'Ente Bilaterale Veneto-Friuli-Venezia Giulia organizza questa sera dalle ore 19 un'iniziativa pubblica nelle sedi di Confesercenti in via Giovanni da Verrazzano 79E a Sottomarina. Il tema è il passaggio generazionale in azienda, ovvero l'analisi dei problemi che possono insorgere quando si presenta la necessità di far fronte all'eredità, soprattutto dal punto di vista del diritto patrimoniale di famiglia, con successioni e donazioni. A parlarne sarà il consulente finanziario Fabio Tiozzo, autore di un manuale di istruzioni gratuito in formato ebook. Nel salotto finanziario di Tiozzo sarà affrontata l'attuale regolamento del settore, utile a chi fa impresa e non solo. L'ingresso all'evento è gratuito. Amici di Network Azzurra, buongiorno a tutti e ben trovati all'appuntamento meteo. Dunque una situazione che continuerà ancora per qualche giorno sotto questa influenza anticiclonica molto forte, potenziali molto elevati tra i 1033 e i 1040 millibar, soprattutto sull'alta parte della Russia, sull'Ucraina, che estende le ramificazioni fino al nostro territorio. Comunque l'Italia è divisa in due perché da domani e giovedì, naturalmente, oggi e giovedì scusate, avremo un sostanziale peggioramento nella fascia nord-occidentale italiana grazie a una depressione atlantica che sta insistendo da più giorni in Francia e anche appunto sulle nostre regioni del Piemonte, la Val d'Aosta e diciamo parzialmente anche la Liguria, apportando temporali, forti precipitazioni e maltempo abbastanza diffuso. Quindi una situazione prettamente autunnale da quella parte, mentre noi saremo circostanziatamente attivati in una situazione tardo estiva, quindi temperature che si manterranno molto elevate, su temperature appunto tra i 21, i 23 e i 25 gradi in alcune occasioni, ma attenzione anche alle formazioni nebbiose in serata nottata, stante appunto al fatto che l'aria tenderà ad umidificarsi ampiamente durante le serate. Una situazione che non vede sbocco sulle nostre regioni almeno fino al 16-17 di questo mese, quindi una situazione tardo estiva che si presenterà anche la prossima settimana, almeno fino a martedì-mercoledì. Attenzione però perché da venerdì le condizioni cominceranno un pochino a cambiare, i venti si disporranno da nord-est, quindi l'aria sarà ancora più secca, quindi anche il weekend sembra sostanzialmente molto positivo. Una situazione anomala che però va considerata sotto uno spettro più ampio, sono parecchi anni naturalmente che questa situazione si va generando, quindi un ottobre che anziché essere un mese autunnale si sta facendo un mese tardo estivo. Vi saluto con questa ultima notizia e vi ringrazio, a domani, ciao!